La squadra di Luca Zaia va riconfermata, ma tutti devono sapere che al primo punto del nostro programma c'è l'autonomia e chi non la vuole non può governare con noi né a livello regionale né a quello nazionale, visto che molto presto torneremo al governo anche lì. Matteo Salvini sceglie Verona per la prima tappa del suo tour politico post-coronavirus. L'importante è il lavoro di squadra. Riconfermare Luca Zaia e la sua squadra sarebbe la riconferma del buon governo della Lega. Poi più cresciamo, più siamo, più amministratori coinvolgiamo, meglio è. Sarà fondamentale e centrale il tema dell'autonomia. Questo l'ho già detto chiaramente ai vertici del centrodestra, ai vertici nazionali. Occorrerà che chiunque sia convinto sostenitore del progetto di autonomia sia in Veneto che a Roma, perché noi ci alleiamo solo e soltanto con chi, a differenza dei 5 Stelle, ci permetterà di chiudere il percorso virtuoso dell'autonomia. Effettivamente l'accoppiata è da settimane sulla bocca di tutti. Siamo una bella coppia, sento più spesso Luca dei miei genitori, però la politica a distanza iniziava a starmi stretta, quindi ho ricominciato da settimana scorsa con incontri quotidiani con sindaci, lavoratori, imprenditori. Il Veneto è tappa obbligata, è uno degli orgogli miei e della Lega, quindi come sindaci, come governatore, come parlamentari, Verona e il Veneto sono un modello. Ecco il commento del leader della Lega a proposito degli stati generali dell'economia in corso a Roma. Il problema è che gli italiani sentono di piani e promesse, soldi in banca e cassa integrazione ormai da 4 mesi. Dal governo e dall'Europa non è arrivato nulla. Io oggi ho incontrato decine di imprenditori bergamaschi, bresciani, tra stasera e domani altrettanti imprenditori veneti chiedono infrastrutture, meno burocrazia, meno tasse, soldi veri in banca, quindi di quello che stanno discutendo in una villa a Roma onestamente a me e ai produttori interessa molto poco, non ci credo più. Infine un giudizio sulla bufera che ha investito il Movimento 5 Stelle. Sarebbe facile per me alzare il dito e accusare. Non lo faccio perché non ho prove, non ho elementi. Se venisse provato che qualcuno è stato pagato da un regime sanguinario comunista sarebbe gravissimo. Io però contesto PD e 5 Stelle per quello che non fanno al governo, non per eventuali accuse, a differenza di altri che hanno infamato la Lega per anni su soldi dall'estero che non esistevano. Aspetto di vedere se è vero o non è vero.